L'ospite della domenica sono, gli ospiti della domenica sono due attori catanesi molto bravi, Rosario Marco Amato, benvenuto. Ciao Michele, Rosario Minardi, benvenuto. Grazie, sono Michele. tra i protagonisti dei Viceré, capolavoro di De Roberto in versione teatrale, che è di scena fino al 18 di questo mese al Teatro ABC di Catania. Ma scusa, ti nascondi con la mano, ma che hai fatto? Sì, un piccolo incidente di percorso durante un cambio scena a teatro durante la sera della prima. Cambiandomi la giacca, la falange si è incastrata nell'asola della giacca, quindi è stato insomma una cosa abbastanza dolorosa, però adesso stai meglio. Adesso sto meglio. Questi sono incidenti che succedono perché si fanno i cambi di mestiere velocissimi. Sì, esattamente. Ma questo era durante i Viceré? Durante i Viceré. Porca miseria. Noi speriamo di portarvi fortuna. I dolori santi. I dolori santi. I cosiddetti dolori santi. Ah, voi dite così. Perché qualche volta qualcuno arriva in maniera magari un po' precipitosa, ti dà un bel pestone al dito e poi te lo tieni per tutte le regole. Dolori santi. Perché fa parte del mestiere. Certo, sono insiti nel mestiere. Adesso scopriamo le cose dietro le quinte. Allora, i Viceré, dicevamo, di questo capolavoro di De Roberto, che è un po' la descrizione del risorgimento dall'altro lato, visto dalla parte della Sicilia, un po' come è stato per il Gattopardo con Tommasi di Lampedusa. Tra l'altro gli accomuna il fatto che fino a quando non sono morti gli autori erano sconosciuti praticamente le loro opere, poi sono diventati capolavori straordinari, purtroppo dopo che loro non c'erano più. Il protagonista in assoluto, insieme con i nostri ospiti, è Pippo Pattavina, che fa Don Blasco. Grande Pippo, sì, grande. Don Blasco, questo personaggio tellurico veramente della storia. Ed è quello che racconta un po', no? Sì, beh, è lui il traino, insomma, di questa famiglia di gente veramente terribile, di tutte le età, di tutte le generazioni. Hanno questo minimo comune denominatore, che sono tutti uno più cattivo dell'altro. Dal piccolo Consalvo. Sì, dal piccolo Consalvo in scena il nostro Ruggero. Terribili perché sono, diciamo, cos'è, l'esempio del trasformismo, che è assolutamente una malattia. Sì. L'araba fenice si potrebbe dire. Cambiare tutto che sembra decadere lì per scompare, ma poi riemerge da un'altra parte. Melior desine resurgo, dicevano. Melior desine resurgo, giusto. Cioè significa che loro non erano ovviamente favorevoli all'unità d'Italia, eccetera, però poi. Ma poi ce li ritroviamo lì, proprio nel Parlamento del Regno dell'Italia Unita. E Rosario Marco è il futuro sindaco di Catania, cioè a teatro, non vorrei inserirmi a Catania, si sta cominciando a parlare veramente del futuro sindaco. E tu sei il futuro sindaco di Catania? Sì, Giulente. Il mio personaggio. In realtà in questo spettacolo ne faccio anche un altro più piccolino all'inizio. Di qui il cambio di scena famosissimo, che è il notaio Rubino, che legge appunto il testamento di Teresa Uzeda di Francalanza all'inizio dello spettacolo. E invece il futuro sindaco che personaggio è? Ma è un personaggio particolare, come un po' tutti loro sono particolari. Ritornando al discorso di prima, Pippo nel monologo finale di questo spettacolo Pippo Pattavina parla in questo monologo dicendo, appunto, e ribadendo il concetto che in Italia nulla cambia, cioè, nonostante gli anni che passano, ma non cambia niente. Adesso che l'Italia è fatta, bisogna fare gli affari nostri. Questa è una non gli italiani, ma tutto ricomincia da capo, gli affari nostri. Invece il tuo personaggio? Io sono il terribile principe Giacomo, il primogenito dell'anziana donna Teresa di Francalanza. È quello che eredita più di tutti insieme al fratello Raimondo, solo che Raimondo ha un'indole piuttosto leggera, a lui piace solo la bella vita, divertirsi, e allora Giacomo approfitta di tutto questo per impossessarsi, prende in mano le redini di tutta la famiglia e soprattutto del testamento dei lasciti. Ecco. Beh, deve essere bellissimo. Con Pattavina com'è? Straordinario. Una persona straordinaria. Io personalmente
naturalmente anche Rosario lo conosciamo da più di 30 anni, perché io iniziai, lui era già in auge, un grandissimo attore, un grandissimo rappresentante di questa... E con voi com'è gioviale? No, è severissimo, è severissimo. Ah, è severo? Ah, sì, attenzione, ma fa bene, è giusto così. È giusto che deve Dai essere. maestri ci si aspetta proprio questo. Vecchia scuola. Ci tengo a sottolineare, io sarò ancora con Pippo in tournée, un'altra produzione ABC, bellissimo. ancora per 2 mesi. Qual sì, è? Qual è? Uno, nessuno, 100.000, che ha già riscosso un fantastico, successo nazionale certo. davvero, davvero straordinario. Si può dire senza tema di Complimenti smentite. anche per questo, ma Sì. loro tutti e due hanno una carriera straordinaria. Voglio citare anche Sebastiano Tringali, Certo, all'interno poi del nostro i cast, nostri- che è un altro maestro di teatro, un gran signore del palcoscenico, del nostro Francesca palcoscenico Ferro, nazionale. Nadia De assolutamente. Luca, Poi siamo Romania, tantissimi, sono possiamo tantissime, 16 citarli tutti. persone. E oggi per una produzione è uno sforzo produttivo importante. E voi avete una carriera bellissima che è cominciata a Catania, siete ancora a Catania, però avete girato Sì, tutta siamo l'Italia, stati- anche tutto il mondo, avete fatto poi cinema, avete fatto le fiction e cominciamo un pochino a ricostruire almeno qualcosa e vediamo con Rosario Marco questo filmato che riguarda Liolà, che è un altro classico bellissimo. Andate a casa, ormai. Allora, questo è lì, questo è O, e questo è là. E tutte si fanno? Fate, possiamo ancora a casa? No, me ne stai, Alla stessa stara mi sta un po' oggi. Sapete che cazzo croce? Sangue è fatto al rasso, figlio. Al raso se mi volesse ingognare? Pigliassi la segnatura e te lo sbattisse in testa. Ma perché? Per fare cinescere lo sangue Ma pazzo. sì, è perché voi avessero piacere che a me me ne uscisse un poco di sangue pazzo. Ah, che pazzo, Maria. Lasciate ruire, pecciotte. Non vedete come ha vestito latino? Guarda che bel personaggio, Rosario Bellissimo. Marco, amato, Bellissimo personaggio, bellissima esperienza. Dico impunemente rappresentare questo genere di personaggi importanti che sono stati interpretati da grandissimi, uno su tutti il grande Turiferro, che ha interpretato, quindi Come no, non certo. voglio fare per carità nessun paragone, è stato un bellissimo regalo per la mia vita, per la mia carriera, fattomi dalla produzione ABC, da Carlo Uteri, da Mario Frello, che hanno voluto loro fortemente produrre questo spettacolo e ci hanno che sia evitabile. visto tutto. E tu lì già avevi fatto già un Sì, pezzo avevo di fatto tutto carriera. anche perché questo risale al 2016, quindi Ecco. quasi a 100 anni dalla prima rappresentazione di Liolà. Mio. Sì. Ma tu invece come hai cominciato? Io ho cominciato facendo l'Accademia del Teatro Stabile di Catania, quando c'era ancora Beppe Di Martino. Che è la conferma della grande tradizione Della grande teatrale tradizione di Catania, teatrostabile che di Catania, non è seconda a nessuno. Assolutamente. Poi mi sono formato fuori facendo dei master cinematografici, sono stato in Francia alla scuola di cinema a Praga, mi sono formato anche dal punto di vista cinematografico, non solo prettamente teatrale, perché la formazione in questo lavoro è importantissima e Giusto. quindi va tutelata e bisogna investire. Che è quello che forse bisogna ricordare, che non ci si improvvisa. Assolutamente. Oggi forse è un po'... Ma il teatro è una cartina tornasole, non è come il cinema. Il cinema è diverso, una scena la fai tante volte fino a quando trovi quella giusta, il teatro invece è d'impatto, e nel momento appunto della sua fruizione lo fai lì, ogni sera è diverso. Senti, Rosario Minardi ha una carriera simile, ricchissima. Proviamo a vedere qualche momento della sua. Che viso e getto, che espressione. Adesso un po' nascosto dagli occhiali, tutti qua abbiamo gli occhiali, ma hai una presa fantastica. Lì che si vedeva, cosa avevamo visto? Un purpurì, un po' di cose fatte, un po' vecchiotte anche, perché questi showreel andrebbero anche un po' aggiornati, ma non sempre è Però ci possibile. servono anche per capire la tua C'è la tua un capo bella dei capi, c'è un Giosuè, la passione di Giosuè l'Ebreo di Pasquale Scimega, col quale ho girato di recente anche il nuovo film che parla del giudice Cesare Terranova, ucciso dalla vittima mafia. della mafia. Sì, uscirà fra un anno credo all'incirca. E poi cos'altro c'era? C'era un po' di cinema anche indipendente in mezzo, uno Sgangsters. Perché anche tu ti sei allontanato, hai fatto da Catania, però poi sei sempre base a Catania. Sì, no, ma io sin dall'inizio ho scelto veramente di voler vivere in Sicilia con gli annessi e connessi del caso, insomma. Però hai girato molto. Sì, questo sì, grazie al cielo sì, sono sempre stato in giro sia
sul territorio nazionale per lavoro, per motivi per teatro, per fiction, per cinema. Ho avuto anche la fortuna di frequentazioni artistiche internazionali, ho frequentato una ventina di festival internazionali. Che bello! Un incontro fondamentale della mia vita con un regista polacco che adesso non è più, ma che è stato anche lì un maestro. Lo conosciamo, forse no. Leszek Rajak, No, maestro che non è molto noto qua. dell'Est. Col suo teatro Smegodnia. E invece altri personaggi che noi conosciamo, che hai incontrato? Ma prima fra tutti il grande Turi Ferro, certo. Io ho avuto l'onore, la fortuna e quant'altro di poterci lavorare accanto. All'inizio piccolo così, me ne stavo lì in quinta a guardare tutto. Cos'è che hai preso da lui? Cosa ti ha insegnato prima di tutto? Di lui io dico sempre una cosa di Turi Ferro, rispondo subito, immediatamente, spero me l'abbia potuta trasmettere un pochino di quella, la verità. La verità. Cioè un attore fa la verità. Come dice Gassman, un attore è un uomo che deve dire la verità mentendo spudoratamente. Ah, lo diceva Gassman. Assolutamente sì, quindi fa il paio con questo, quindi, ma deve dire assolutamente la verità. Cioè in quel momento pur mentendo spudoratamente. Credibili, per questo poi uno funziona, perché è credibile. Certo. No? Vederlo all'opera era qualcosa di spettacolare, davvero. Fosse anche la classica battuta, signori il pranzo è servito, detto da lui, dice ecco come si dice. Ecco come si dice. Pare veramente che stanno portando i piatti, no? La formazione è importante, come dicevo, in questo lavoro, Certo. lavorando anche fuori all'estero, conoscendo Chi persone. sono i colleghi o le colleghe che più ti hanno colpito? Quelle che ricordo, io ero anche piccolo d'età perché avevo 25 anni, Pupella Maggio. Ah, certo. Ho avuto la fortuna di fare una cosa con lei, la Morriconi, Pamela Viloresi, Lario Occhini, Giulio Broggi, Remo Girone, entrambi, il grande Giulio, Remo Girone, Ornella Muti, abbiamo lavorato insieme con Ornella, abbiamo fatto La Governante 2 anni fa, nel 2018, sempre per la regia di Guglielmo Ferro, ricordiamo, sempre anche produzione Teatro BC di Catania, che non si smentisce perché comunque... E il tuo ruolo più bello, oltre naturalmente di Seré, qual è? Guarda, a parte Riolà, l'abbiamo citato prima, sicuramente un ruolo importante, quello ogni attore vorrebbe farlo, sia per ragioni di età e di esperienza. La scuola delle mogli, il Consiglio d'Egitto, in Malavoglia, sempre per la regia di Guglielmo, ruoli belli davvero. Sono talmente tanti, ma... E per te, Rosario, l'esperienza più bella? Oltre i Viceré, naturalmente. Tantissime esperienze belle, davvero tantissime, è impossibile citarle tutte, però da questo magma per me emerge per forza un cagliostro durato tanti anni con varie produzioni, sempre con quel maestro che ti dicevo polacco, col quale ho potuto avere veramente frequentazioni europee di festival di teatro europeo, mi hanno aperto la mente. Spero anche lì veramente di aver potuto imparare per poter trasmettere ancora qualcosa anche qui da noi nel nostro teatro. Non c'è dubbio, direi. Poi Libero Amleto inevitabilmente, perché è diventato un mio è partito come un gioco, è diventato uno dei miei cavalli di battaglia. Allora abbiamo un filmatino sul Libero Amleto, poi capiremo perché è così divertente e importante. E che cos'è mai l'uomo se l'impiego del suo tempo è soltanto nel dormire e nel mangiare? Non più che una bestia. Grandioso.
Rosario Minardi, libero, ma questa è tutta espressione con questa... No, questo è un demo, quindi è una sintesi visiva, così con questo bellissimo brano di Nina Simone. Nina Simone, meravigliosa che voce. meravigliosa. Stupendo. E tu I però brividi. che come dire, interpreti... E io sono un prigioniero, meglio identificato in una gabbia, che ha a sua disposizione un solo libro in mano, casualmente è l'Amleto di Shakespeare. Per fuggire dalla sua realtà coatta, decide di ripercorrere con la sua lingua, cioè il dialetto, è il mio dialetto di origine ragusana, prettamente ragusana, sì, decide di ripercorrere tutta la storia di Amleto, che in qualche modo si incastra anche con la sua, desiderio di libertà, di evasione, desiderio di vendetta. In siciliano? Assolutamente tutto in siciliano. Come facevi per dire? Io interpreto tutti i personaggi, tutti, Amleto, Ofelia, ci fai Laerte. sentire un pezzo, come fai? Allora, aspetta, devo ricostruire. Allora, ecco, il classico, essere o non essere, essere, no, aghiessere, assiri, Cristo è un Busilles. Bravissimo, applausi. Questo è nato veramente come un gioco che si è sviluppato. Prova a tradurre in siciliano, vediamo che cosa succede. È una bella impresa, però, sì, davvero poi è diventata coraggiosa, ma un'impresa. anche molto divertente, molto Faticosissima per me, ma ha grandi soddisfazioni. Che poi davvero. invece in realtà è tragica la cosa, insomma, non è una cosa Finisce in tragedia, come sappiamo. Però è fatta così in siciliano. Però il prigioniero, alla fine, nell'epilogo, si sarà liberato. Hai visto? Perché finisce la storia di Amleto, Amleto muore, così come muoiono tutti gli altri personaggi, ma il prigioniero, finita la rappresentazione, strasudato, strastanco, che non ha più come prendere il fiato, si alza e se ne va e si libera. Ma che bello, questa è proprio la creatività. Il potere dell'arte, il potere dell'arte è la vostra creatività, dimmi. No. Tu invece, scusa se posso permettermi, una cosa che mi incuriosisce, fai anche, è vera sta cosa, fai anche il maestro di scherma e di armi. Ho fatto, senso sì, cioè, la scherma teatrale, insomma, per evitare, dare un senso anche al movimento scenico che per il teatro è importante. è come tu sei No, insomma, in realtà un maestro di scherma l'ho imparata e quindi quando capita magari ho avuto modo anche di insegnare in una scuola, per esempio. Una scuola? Sì. Entrambi abbiamo anche avuto il piacere e l'onore di lavorare col maestro Musmeci, Renzo. maestro d'armi mondiale, di livello mondiale. Sì, all'epoca grazie a un scherma laboratorio. importante perché comunque mette in linea lo spirito, da serenità, concentrazione. Nel teatro è fondamentale, anche perché molti testi vengono rappresentati con lo schermo, Romeo e Giulietta, Amleto, abbiamo tantissimi. Ci sono scene dove ci sono dei duelli. Bisogna fare il duello vero proprio. Il duello è come se fosse una partitura in realtà. Mercuzio è uno dei personaggi a proposito dei quali, ecco, che poi emerge. Io ho avuto il piacere di farlo. Mercuzio è straordinario, meraviglioso, a proposito anche di duelli e quant'altro. È capitato. Hai preso lezione da lui? No, questo Abbiamo no. avuto modo di esercitarci insieme, questo sì, poi magari questo lui sì. ha approfondito più di me, ma questo sì, abbiamo avuto modo di esercitarci insieme, ripeto, col maestro Musmeci. I tuoi allievi erano bravi, Erano ragazzi dell'Accademia, quindi comunque bravi, sì, man mano. Ma anche sulle armi da fuoco, finte, ragazzi. Ci mancherebbe. Armi da fuoco, sì, armi da fuoco, equitazione a cavallo, cioè un attore ha un range molto ampio, cioè più cose sai fare, sì, anche soprattutto nel cinema, suono la chitarra, il pianoforte, vado a cavallo, insomma tante cose che questo aiutano, serve ecco. da insegnamento per tutti noi, perché è un investimento vero e proprio. È un investimento, più uno sa, più cose sa. E la voce che è importante ovviamente, nel mio caso per il doppiaggio, per via di tante cose. Però... Senti, ma film e fiction, ricordami qualcosa. L'ultimo è stato La mossa del cavallo, Rai 1, per la regia di Tavarelli. È importante quello. Sì, i racconti di Vigata, credo, sulla scia appunto di questi racconti di Camilleri. La mossa del cavallo, ho fatto 2 stagioni di Squadra Antimafia, insomma tante cose, sempre principalmente il teatro è quello che mi affascina. Che cos'è che il teatro che è così affascinante? Il teatro ha una luce diversa, il teatro ha un'energia diversa che il cinema non ha. È un'arte completa, secondo me.
Per te è uguale? Sì, assolutamente, non lo cambierei col cinema. Il cinema si deve fare tutte le volte che si Cosa può. ti ricordi di cinema, di fiction, le cose che ti... Ma, non diciamo fiction, serie, insomma. Diverse partecipazioni a Montalbani, 3 puntate diverse di Montalbani, come si vede... Come si lo dice- è al plurale? I Montalbani. I miei Giusto. Montalbani. I Montalbani, perché giusto, più di uno sono Montalbani. Sì, giusto? poi I fantasmi di Portopalo con Beppe Fiorello, la soap siciliana di qualche anno fa, Agrodolce, tanto per dire, ecco, mi balzano in mente questi titoli, tante altre cose. In guerra per amore di Piff, dove interpreto Lucky Luciano e recito in inglese, con i sottotitoli. Caspita. Sì. Cioè, che vuol dire con i sottotitoli? Con i sottotitoli in italiano, perché Lucky Luciano non parlava all'epoca, quando era in carcere in America, non parlava una parola di italiano, quindi ho dovuto recitare in inglese, mi è stato chiesto Fantastico. e l'ho Cioè, è fatto. vero che come dire, si deve saper fare tutto. Più cose sai meglio. Più cose sa fare un attore meglio è. Questo è il messaggio, Più cose devi fare. Anche oggi, vero? Perché... Per evitare l'improvvisazione. più che altro. Scusate, siete social, tanto per parlare di Sì, dove... abbastanza, non tanto, non eccessivamente, però il giusto, quel poco che basta per... E cosa pensate di questo fenomeno che invece coinvolge soprattutto i più giovani? Dai? Personalmente io non amo mettere ogni giorno, perché non tutto nella vita è condivisibile, ci sono delle cose che non puoi condividere e che devi tenere per te, perché comunque sono quelle più importanti magari. Hai capito? Mettere foto, no, non è una cosa che faccio serialmente. Un po' le deprime, forse le Sì, sminuisce. io sto facendo questo, sto facendo quest'altro, poca roba, pochissima. Bella lezione. Sono anche anche criticato questa. per questo. Tu che ne pensi, Rosario? Michele, tocchi un tasto davvero dolente. Ti fa arrabbiare. Mai stato social, semplicemente. Mai stato social e non lo sarò mai. Mi Però dispiace. loro sono di scena. Non mi permetto minimamente di criticare chi lo fa, ma io voglio riservarmi questa libertà e sono un caso, lo so di essere un caso più unico che raro. E se non l'avete ancora fatto, andateli a ritrovare ai viceré all'ABC di Catania fino al 18. Complimenti e grazie. Ci tengo a Grazie a te, sottolineare, Michele. infine, se posso prendere ancora qualche secondo, ecco, davvero bisogna Ringraziare. sottolineare lo sforzo produttivo Produttivo, che questo stiamo è facendo in questo periodo, che i nostri impresari, Carlo Auteri, Mario Fraiello e tutti gli altri soci stanno facendo con questo spettacolo. con tante altre non è più produzioni. così scontato trovare spettacoli con tutti questi attori, questi costumi, questo impianto scenografico, assolutamente per niente, considerando che ne portiamo in giro almeno 3 in giro per tutta Italia. Veramente siamo una le compagnia. squadre, questa è una cosa che ricordano in Bisogna pochi, per sottolineare chiudere, questa- i tecnici, gli attrezzisti, dal nostro direttore Il lavoro di che scena, c'è Salvo Pratania, dietro, davvero, tutti, tutte le persone che ci tutti lavorano quanti. dietro. Benissimo, un Noi ringraziamento. veniamo qui, parliamo del risultato finale, però bisogna sottolineare il lavoro sempre che c'è dietro a sì. tutto questo. Generosi anche in questo, Rosario Marco Amato e Rosario Minardi, Grazie, che Michele. ci possiamo godere a Catania fino al 18 all'ABC. Grazie, complimenti. Grazie a te, Grazie a te, Michele, Michele. grazie.